Amici bellini, io sono ancora in brodo di giuggiole, non so voi, me la sto godendo proprio alla grande. E però ho tantissimi screenshot da farvi vedere, le pagelle, le parole di Calzona che sono bellissime. Cominciamo. Veramente senza perdere tempo, se no rischio di fare un'altra mini live praticamente. Carmine Vivenzo, benvenuto sul canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti che sono tantissimi, e io sono veramente non riesco più ad esprimere la mia gioia. È un weekend speciale per me, oltremodo, e l'avete visto penso nella reaction, penso una delle reaction più esilaranti. Io la riguardo, io stesso nel fare l'editing morivo dalle risate. Lasciate like anche per quella, che poi così, e divertiamoci, perché questo poi è il percorso. Non tutto può andare sempre bene in una stagione disastrata che comincia sotto una cattiva stella. Qualcosa la recuperiamo e ci attacchiamo a queste emozioni che sono straordinarie e che non dico che salvano la stagione, ma almeno rendono quest'annata, ci danno qualcosina in quest'annata su cui lavorare anche per il futuro. E senza dubbio bisogna ricominciare da un allenatore che quando vince comunque in conferenza dice dobbiamo migliorare delle cose. Non c'è tanto tempo per farlo, mentre abbiamo sentito gente che anche durante le sconfitte si vantava di possesso palla sterile. Proprio Calzona dice il possesso palla sì, ma se è sterile non me ne faccio niente. E invece noi ci vantavamo anche di prestazioni false, cioè ci vantavamo del falso per giustificarsi, per trovare delle scuse, e invece no. Calzona vince e dice bisogna migliorare, e questa è la strada. Con lui o con un altro che abbia la sua mentalità non c'è altra strada per farmi stare tranquillo. E andiamo a vedere qualche screenshot, le pagelle, perché va bene tutto quello che volete voi, la Juve si è mangiato dei gol, ma non esageriamo, cioè abbiamo secondo me strameritato la vittoria e lo dicono anche i numeri. Andiamo a vedere, stiamo da questa parte e facciamo vedere una delle azioni iniziali dove la Juve poteva farci male, e un paio di errori anche abbastanza silly, sciocchi di Olivera hanno permesso tante occasioni di cross per la Juventus. In questo caso il colpo di testa di Vlahovic, un pochino attratto dal pallone Rachmani, c'è troppa distanza, cerca di recuperare Di Lorenzo ma finisce proprio lì la palla. Quindi qua Rachmani, che per me ha fatto un'ottima partita, qui una mini sbavatura la segnaliamo, fortunatamente il pallone finirà fuori. Ho cercato invece sbavature sulla partita di Juan Jesus e non ne ho trovate tante. Mi spiace, ma bisogna dirlo, è stato praticamente perfetto, e questa è una delle occasioni che mi piace di più, perché è bravo in velocità a spezzare la linea e andare a chiudere. Noi abbiamo subito tanti gol con questa palla che poi diventa palla di nessuno tra le linee, la spaccatura tra il centrocampo che sta accorciando e la difesa che sta schiacciata. Qua c'è una ribattuta di Olivera, è bravissimo Juan Jesus a intervenire poi in scivolata e a bloccare questo di che è proprio coloroso. Sassuolo, proprio tantissimi gol li abbiamo subiti così. Va segnalata questa cosa, attaccatelo, sfottetelo, dite quello che volete voi. Altra partita maiuscola di Juan Jesus, e grazie al ragazzo, perché sappiamo che abbiamo delle difficoltà in difesa. Per esempio nell'occasione del palo, qua c'è un po' di distanza, Juan Jesus avrebbe potuto seguirlo più, sentire di più l'attaccante, sentire di più Vlahovic, ma al momento esatto del passaggio Jesus fa quel passetto che lo avrebbe messo in fuorigioco. Purtroppo è Di Lorenzo che guarda più il pallone e il momento del passaggio, e andando all'indietro lo tiene in linea, quindi non sarebbe stato fuorigioco. Ecco, segnaliamo questa cosa. Non è un attacco a Di Lorenzo, non le voglio esaltare Juan Jesus, ma le cose come stanno, perché poi ognuno vede il calcio a modo suo, ognuno vede le cose a modo suo. Partita cavanesca di Osimhen, mi piace sottolinearlo, a parte le mazzate che ha preso, ha fatto tanto lavoro a venire ad aiutare i ragazzi a centrocampo venendosi a prendere il pallone, cosa che lui non sempre fa. Osimhen non solo è venuto ad aiutare in versione Spalletti, non solo è venuto ad aiutare, che era quello che Spalletti gli diceva sempre, di venire ad aiutare i compagni, ma è venuto anche ad aiutare in difesa, e
è da segnalare, perché diceva ma non se ne frega di noi, eccetera, eccetera. Se ne frega, sta prendendo mazzate su tutti i fronti. Ho anche screenshot in guarda, forse uno è finito pure in copertina, non lo so, la lotta con Bremer, lo provocano in continuazione, lui mantiene la calma, e devo dire la verità, mantiene la calma, poi sbaglia il rigore, ma quel rigore se lo può prendere solo lui, quindi andiamo avanti. Qua mi piace il dinamismo, mi piacciono i movimenti senza palla e mi piace il modo in cui stiamo riempendo un po' di più l'aria. Traoré finisce esterno sinistro con Kvara che è rimasto un po' più indietro e si sta inserendo centralmente Oliveira, cosa che vedevamo fare anche l'anno scorso. C'è Osimhen qua, c'è Politano qua e c'è anche Anghissà qua al limite dell'area. Bene, tutti insieme con coraggio, non si lascia isolata la punta, si attacca, ci si interscambia nelle situazioni, si cercano gli spazi e gli half space ed è così che il Napoli diventa pericoloso e non prevedibile. Il gesto tecnico di Kvara assimilabile a un gol che fece Insigne nella stessa porta contro la stessa squadra, ma Insigne era un po' più qua, era un po' più centrale con un po' più rispecchio della porta. Il modo in cui Kvara si coordina e riesce ad esprimere potenza e precisione senza far finire il pallone in curva è qualcosa che è fuori da questo mondo, onestamente, e bisognerebbe analizzarlo scientificamente. Riesce ad abbassare il corpo, cosa vi dico in reaction? Di Lorenzo ha un'occasione simile al volo, non abbassa il corpo e quindi la palla si impenna. È la prima regola che ci insegnano a scuola. Abbassa il corpo, il mio mister diceva abbassa il corpo, se no la palla finisce altissima e si perde il pallone, perché nei campi dove ci si allenava fuori alla rete il pallone è perso. E invece Kvara la tiene bene, ha pochissimo angolo perché c'è l'avversario qui e quindi non c'ha molto angolo. La prende pure la gamba di Cambiaso che aiuta la palla a finire esattamente dove Szczesny non può arrivare, e che bellezza. E poi mi segnalavano questa esultanza, alcuni molto romantici hanno detto io resto qui. No, questo significa io sono qua, cioè ci sono io, ci penso io, non vi preoccupate. È una cosa tipo alla Cristiano Ronaldo, che sappiamo che è un suo idolo, ci sono io qua, quindi se la partita non si sblocca ci penso io, mi sto prendendo io la squadra sulle spalle, in maniera anche diversa, sta crescendo anche nel modo in cui sta trascinando la squadra, senza per forza incaponirsi. Nel primo tempo, guardate bene, la partita di Kvara non prova sempre il dribbling, sempre l'1 contro 1 o l'1 contro 2, molto spesso alza la testa, fa respirare l'azione mentre si attira avversari addosso, cambio di gioco e si ritorna da Di Lorenzo, quindi il lato debole diventa il lato forte e viceversa, quindi sta crescendo in maturità e poi è anche decisivo. Quindi questo ragazzo, per favore, il contratto, stiamo aspettando stiamo aspettando un bel contratto, perché poi vengo a sapere che si sta andando il contratto, eppure Adidas sta diventando uno pesante a livello mediatico. Il contratto, mi chiedevano fazzoletto di facile, costruzione dal basso, Meret fa male, eccetera eccetera. Attenzione, qua io me la prendo un po' più con Traoré che il voto deve far discutere per forza sotto nei commenti, perché a Traoré si può dare 5 come si può dare 7 per la sua prestazione, perché ha fatto delle cose molto molto buone e altre dove si vede che sta un po' in affanno, e quindi è più la scelta di chi probabilmente non ha proprio la brillantezza anche fisica che ti permette di fare delle scelte. Qua secondo me il passaggio di Meret è giusto perché c'è abbastanza spazio, vedete, tra Traoré e il suo marcatore, quindi ha tutto il tempo Traoré, e Meret è anche bravo ad indicare a Traoré il passaggio sulla sua destra, cioè alla sinistra di Meret, perché se io allargo, vedete che c'è Oliveira qua? Lo vedete? Quindi qua passaggio di prima per Oliveira e hai mandato fuori il tuo marcatore. Invece purtroppo Traoré, invece di accorciare verso il pallone, fa dei passi un po' lenti, cerca di controllarla, lo aggrediscono, recuperano palla e poi sarà Vlahovic a tirare fuori. Qua la colpa è più di Traoré che di Meret, onestamente, anche perché a Meret chiedono questo: cercare l'uomo che viene incontro a te per fare lo scambio di prima e uscire dal primo pressing. È un rischio? Sì. Mi viene il panico durante la cosa? Sì. Funziona molto spesso, te ne esci con 2 passaggi e hai superato il pressing? Sì. Quindi è una scelta filosofica. E subito viene consolato da Juan Jesus, e credo questo sia Lobot, che dice: non ti preoccupare, così dobbiamo giocare, liberati dalla palla un poco meglio, ma non ti preoccupare, non ti far prendere dal panico anche tu. Va bene, vedi la leadership di Lobot, l'uomo di Calzona, Juan Jesus leader dello spogliatoio.
che bellezza. Questo è il gol di Chiesa. Qua secondo me poteva accorciare un poco prima Zielinski. Il Napoli secondo me è schierato bene, ognuno c'ha i propri uomini, abbiamo abbastanza uomini per difendere. Da lì il tiro deve essere perfetto, e onestamente il tiro di Chiesa è perfetto perché è forte, è basso, finisce vicino al palo, quindi è veramente perfetto. Da lì probabilmente devi chiudergli un po' lo specchio, e invece di intretteggiare Zielinski con le mani dietro la schiena poteva secondo me accorciare un pochino, ma da questa inquadratura si vede che era molto più vicino a Olivera. Li vedete tutti e due ed è Olivera che esce. Questione, ve l'ho detto anche un'altra volta, alle volte è questione di microsecondi e di microcentimetri, che capita una zola, una deviazione, ti finisce sulla punta della scarpa e l'azione non viene proprio più considerata. Quindi era un po' più vicino a Olivera, uno dei due doveva andare ad accorciare. E poi Chiesa trova un angolo pazzesco. Secondo me Meret sta posizionato abbastanza bene, deve chiudere il suo specchio. Parliamo di bisettrici, non lo so. Una delle specialità di Osimhen, il controllo al volo di petto in aria. C'è un cross di Di Lorenzo che Osimhen riesce a controllare di petto e a mettere a terra mentre viene strattonato da Rugani. Poi dopo gli si chiudono tre di loro con Rugani che ancora gli tira mani, armi nel senso braccia, arms, magliette, che maschere, poi gli arriva poi il colpo sulla, perché lui la controlla in un microsecondo, si disinteressa completamente dei suoi marcatori e pensa solo al pallone, rigore netto, l'arbitro che fa niente, come se avesse visto, non hai visto un cazzo di niente, e quindi per fortuna che c'è il VAR. E arriva questo rigore, molti mi hanno anche scritto ma non è uguale a quello di Acerbi, sì, però alle volte lo valutano in un modo e alle volte in un altro, e qua vediamo, avevo letto anche su Twitter, il Napoli ha copiato le cose che fa Inzaghi, perché Inzaghi fa partire i compagni da più lontano così c'hanno più momentum la rincorsa. Lo facevamo anche con Spalletti, ho visto uno screenshot dove il Napoli lo faceva anche l'anno scorso con Spalletti, quindi non abbiamo copiato proprio niente. È un'idea però bella, perché vedete come Anghissà praticamente è gazzellesco nell'aggredire, e parto praticamente questa è una cosa che deve essere studiata, anche la distanza che hai dalla linea, e ognuno parte nel momento di Osimhen, danno il timing giusto con la corsa di Osimhen, e al momento dell'impatto con il tiro i giocatori sono leggermente ancora fuori dall'area, non c'è nemmeno il dubbietto, sai, un pochino dentro, un po' fino, sono ancora molto fuori, e praticamente Raspadori riesce ad anticipare anche Di Lorenzo e Anghissà, che arrivano entrambi prima di Bremer, di Alexandro e degli altri, cioè tre di noi siamo arrivati prima dei loro, e Raspadori anticipa tutto. Guardate al momento dell'impatto, mi sposto, dai, è qualche cosa rispetto a sono dettagli di calcio spettacolari. E poi qua nel forcing finale, qua avevo letto anche Milik cuore napoletano, perché questo tiro di Locatelli viene ribattuto da Milik, però vedete la gambetta di Juan Jesus dietro qui. Se non ci fosse stato Milik probabilmente l'avrebbe ribattuto Juan Jesus, ma sì, succede di tutto in questo forcing finale. Qua ci sarà un'occasione, penso, per Rugani che la tira alta. E poi ci sono screenshot bonus, quelli che non si vedono negli highlights. Per esempio, una cosa che secondo me con un po' più di tempo potremmo ricominciare a vedere. Questo è Rachmani, questo è Juan Jesus, ma questo è Olivera, signori. Il terzino che si va a prendere la palla centralmente, e non è una cosa casuale, c'è Lobotka qui, quindi hai sconquassato probabilmente tutte le possibili marcature, perché Cambiaso non può venire qui a prendersi Olivera, perché poi Liberic va. Quindi questa è una cosa che con un po' più di tempo a disposizione secondo me ricominceremo a vedere. Quindi segnatevela, perché quando poi Olivera si libera del pallone per darla a Lobotka, che è più libero, qua c'è Anghissà, qua c'è Traoré, quindi le due mezze ali che si allargano moltissimo, vedete Traoré, e c'è Di Lorenzo anche lui qua più centrale, quindi i due terzini stanno assolutamente in mezzo al campo, ed è una cosa che a me mi fa veramente eccitare fisicamente. Questa immagine con l'arbitro di spalle vuol dire che la palla non sta andando verso la direzione di questi due, e il Bremer che gli deve tirare la maglietta così, provocare. Se poi Osimhen lo prende, no? Andiamo a vedere le telecamere e diamo il rosso ad Osimhen, perché Osimhen si deve liberare di questa lotta greco-romana. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo cominciare ad utilizzare la prova TV? Perché il VAR non ha tolto queste cose da mezzo. Dobbiamo cominciare a utilizzare la prova TV
per le simulazioni e per le cose che avvengono lontano dall'azione, perché non è possibile accettarlo più. Non è possibile accettarlo più. Quindi il giorno dopo si vedono tutte le provocazioni, le partite sono registrate da tutte le telecamere, date lavoro a più gente, che non sia del calcio, che non siano tifosi o ex arbitri, perché no, date lavoro a più gente che siano esterni, e queste cose qua cominciamo a punirle in modo tale che invece di pensare a provocare pensiamo di più a giocare a pallone, il calcio diventa più spettacolare e i bambini non si annoiano. Che cosa ne pensate? Cioè, io devo vedere queste cose qua? Ditemi se è una cosa normale, ditemi se questo giocatore deve finire la partita. Non è possibile, non è possibile, era già stato ammonito, tutte queste cose qua non si possono fare da regolamento. E non c'era Gatti in campo, cioè immaginate cosa sarebbe potuto succedere. No, non è possibile. Il rigore su Kvara di Cambiaso nel primo tempo è stranetto, stranettissimo. Cambiaso doveva essere ammonito 2 o 3 volte dopo la sua ammonizione, non è stato ammonito, Allegri l'ha potuto sostituire per non rischiare. Non è possibile. Quindi va bene, la Juventus ha sprecato qualche azione da gol che hanno avuto, non è che hanno meritato loro, onestamente, perché il Napoli più tiri in porta, più possesso palla, più passaggi, più precisione, più cinicità e meno falli da lotta greco-romana. Chi è che deve vincere? Se è il gioco del pallone, me lo dite voi. Il pressing, ma non fatto a caso, pressing sistematico dove tutti si relazionano al proprio compagno. Questo pressing comincia con Kvara che va in pressing su Szczesny e poi quando Szczesny si libera del pallone Kvara reindietreggia. Mentre fa così c'è Osimhen che va ovviamente ad accorciare su chi ha ricevuto la palla. Quindi vedete che gli accoppiamenti ci sono logici e ha tutto un senso, è organico, il pressing, l'aggressione alta, e qui pressi, metti in difficoltà il difensore e il suo rilancio finisce in faro laterale, palla recuperata dal Napoli e siamo all'80°. E sto pure sentendo, ma perché Mazzarri ha fatto la preparazione meglio e adesso corrono e vanno. Va bene, grazie Pondrelli e Mazzarri. Diciamo sempre a Meret che deve uscire di più, che non è coraggioso, lo ha fatto, è il 95° e 17 secondi. Siamo oltre 20 secondi al tempo di recupero e arriva questo cross di Chiesa, calcio di punizione, arcuato, bello alto, anche lento, palla perfetta per il portiere, Meret era posizionato qui, prende la rincorsa, chiama tutti quanti, tant'è vero che i giocatori del Napoli si abbassano perché sanno che sta uscendo il portiere. Meret esce, respinge con i pugni e non solo, perché la respinta finisce lontanissima, la palla finisce qui, quindi praticamente quasi siamo sulla 3/4, quasi più verso il centrocampo, ma piace che Lobotka sta già qui a pressare l'avversario che non ha il tempo di girarsi e di ributtarlo avanti, e si buttano avanti Zielinski, Anghissà, questo credo fosse Raspadori. Guardate come vanno a inseguire ognuno il proprio uomo e fare pressing alto. Perché se ti abbassi e aspetti la pallata può succedere il patatrack, ma se invece li aggredisci non gli dai proprio la possibilità di fare un'altra pallata al centro, evviva. E da qui poi si svilupperà anche, che poi ci sarà un buon contrasto anche di Lindstrom, forse uno di questi è Lindstrom, che recuperare il pallone. C'è addirittura una possibilità di contropiede del Napoli con Osimhen, Anghissà che nei fuorigioco che si ferma, Osimhen che recupera, potevamo fare pure il 3-1 e far esplodere i campi flegrei. Così, sì, col coraggio e con le idee inculcate dovete fare così in questa occasione. Benissimo. Di conseguenza, volevo leggere il report dell'allenamento del 4 marzo per capire le condizioni di Rachmani. Veniamo a sapere che Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra, Lozano l'intera seduta in gruppo e allenamento personalizzato per Malquit. Com'è bello Mister, come fa variare. Domani la ripresa degli allenamenti. Risentimento all'adduttore destro, bisogna capire su Rachmani. E dobbiamo dare i voti che fanno sempre discutere. SofaScore ci fa vedere un bel attacco momentum del Napoli, con un momento prima della fine del primo tempo di prevalenza della Juve e poi poca roba onestamente, anche se il Napoli ha tirato meno in porta nel secondo tempo, ma come vedete poca roba,
con expected goal col Napoli che finisce in vantaggio 2.11 contro 1.66, ovviamente questo riguarda anche il rigore, 71% di possesso palla, 14 tiri contro 18 tiri, ma 7 del Napoli in porta, questa è una cosa che è migliorata tantissimo, 4 quelli della Juventus, loro 16 falli, noi 6, e noi un'infinità di passaggi, o quando vai oltre i 600 è veramente un'infinità, 89% di precisione, siamo quasi ai 90, che è quello che soddisfa me, palle lunghe parecchie, ma attenzione, le palle lunghe che abbiamo visto sono molte sventagliate da una fascia all'altra, Di Lorenzo verso Olivera, Kvara verso Di Lorenzo, quindi non sono palle lunghe a scavalcare tutte quante. Il Napoli ha giocato a pallone, questo ci tengo a sottolinearlo. E comunque, di queste palle lunghe perché sale la percentuale? Proprio perché sono palle da terzino a terzino, da fascia a fascia e non palle verso il centravanti isolato, perché lì molto spesso quella palla lunga non finisce a buon fine. È alto l'XG di Raspadori perché è molto vicino al portiere, è bassissimo invece quello di Kvara, 0,04. È occasione per Anghissà quando ha cercato di ribadire dopo il calcio di punizione di Politano. Posizioni medie belle logiche, perché se io vi dico che Cavani ha fatto una prestazione alla Osimhen, o meglio tutto il contrario, guardate Osimhen come posizione media dove sta, perché è venuto ad aiutare molto, è venuto a ricevere il pallone e ad aiutare, vedete, anche la difesa. Che bellezza, quando non vi dico stupidaggini, vi giuro che non l'avevo visto prima. Logico anche il centrocampo tra Traoré, il triangolo di centrocampo con Traoré, Anghissà e Lobotka, è tutto logico, adoro, amo. Molto meno logico quello che fa la Juventus. Il migliore per SofaScore è Kvara con 7.8, a seguire Di Lorenzo, Raspadori, Meret, Rachmani, Politano, Traoré, eccetera eccetera. Ovviamente Osimhen scende perché ha sbagliato il rigore. Come precisione nei passaggi vedete le leggere sbavature di Lorenzo e Olivera, 88 e 89%, molto bene Rachmani, pochino meno bene del solito in impostazione Juan Jesus, però ha fatto una partita difensiva questa volta. Bene Lobotka, bene Kvara, molto bene Kvara. Lo sappiamo, gli attaccanti hanno una percentuale di riuscita dei passaggi un po' più bassa, come vedete Politano 82% mentre Kvara 93%, e insomma si gode i tocchi di Lorenzo, è andato oltre la logica delle cose. Questo mi porta a dire che diamo il pallone a Kvara, anzi il pallone va a Raspadori, do 6,5 a Meret, me ne frega poco delle vostre cose. Per me, quando fa la cosa che mi aspetto di meno da lui, cioè l'uscita all'ultimo secondo dove esce coi pugni e mi fa stare tranquillo, 6,5. Poi voi parlatemi del gol subito che è tutta colpa sua, non me ne frega. Do 6 a Di Lorenzo e do 5,5 a Olivera. Abbiamo visti anche in reaction quelle piccole sbavature che ci hanno fatto urlare, perché le occasioni che ha avuto la Juventus non sono grande colpa di Juan Jesus e Rachmani, ma più dei terzini e del mancato filtro delle mezze ali. Lo abbiamo visto bene, lo ha capito anche Bambolina, la transizione negativa deve crescere, e quindi do 6,5 a Rachmani, secondo me grande partita, un po' distante su quel colpo di testa che abbiamo visto, e do 7 a Juan Jesus, non me ne frega niente, nulla, proprio nulla. 6,5 ad Anghissà, che ha fatto un paio di volte quelle cose che tu dici Anghissà che fai, però ha fatto comunque una partita di grande dinamismo, era dappertutto, con la Juve gioca spesso bene, chissà. 7 Lobotka, ovunque, uomo ovunque che fa qualsiasi cosa, e alla fine a Traoré gli do 6, è un misto tra le cose molto interessanti che ha fatto come posizionamento e anche come ispirazione di gioco e degli errori un po' banali e un po' gravi, quindi alla fine gli do 6, è un problema secondo me fisico e speriamo di recuperarlo e di non, ecco perché voi dite Zielinski si deve sedere in panchina, quello ho capito benissimo, ma non abbiamo né Cajuste, Tendonker non lo può fare, dobbiamo adattare Raspadori, sta giocando bene sulla fascia, vuoi adattare Lindstrom, si può pensare di fare, al momento deve giocare Zielinski, mettetevi l'anima in pace. Politano 6, più quantità di lavoro che qualità, onestamente. Do 7 ad Osimhen per la partita che fa nonostante l'errore sul rigore, e do 7,5 a Kvara perché fa un gol incredibile in un momento della partita particolare. Attenzione, tutte le statistiche, tutti i numeri ci parlano di un Kvara superiore all'anno scorso, e tutto quello che gli sta succedendo intorno che è qualcosa di drammatico, quindi non scherzi giù le mani da Kvara. E poi da quelli che entreranno, perché entrerà Ostigard al posto di Rachmani che si metterà qui,
Zielinski al posto di Traoré, e si vedrà poco. Secondo me è entrato anche Benino in certe cose, meno in altre. Raspadori al posto di Politano, e si prende il pallone del migliore in campo, perché gli do 8. Ditemi se non gli devo dare 8 a uno che in un microsecondo supera Aguissà, Di Lorenzo, tutti gli avversari, e la mette sotto l'incrocio di sinistro al volo. Vince una partita incredibile che non meritavamo di perdere o di pareggiare. Ditemi se non gli devo dare 8. Fate quello che volete, non mi interessa. Fate quello che volete. E poi Lindstrom per Kvara, ma giusto per perdere qualche secondino, però ci mette il piedino su quel contrasto finale, do un più a Lindstrom. All'arbitro onestamente gli do 5, perché aveva cominciato anche bene, poi va in confusione, cambia completamente l'atteggiamento, si dimentica i cartellini nel secondo tempo. 5, che poi se non era per il VAR, attenzione, stavamo parlando di tutt'altra roba. Di sicuro avrò dimenticato qualcosa e me lo potete dire voi. Ma che cazzo dici? Spalle, no, dobbiamo guardare avanti. La mia ragazza ha fatto una battuta. Parlate sempre di Spalletti. Spalleft, cioè Spalletti se n'è andato, ha lasciato, quindi guardate avanti. E guardiamo avanti. Qualcosa sicuramente l'ho dimenticato, ma serve che mi dimentichi qualcosa, così voi nei commenti me lo potete scrivere. E ho avuto, per rispondere a domande a cui non potevo rispondere in live, ho capito un poco meglio a chi si riferiva ADL nel suo sfogo. Non lo devono fare, si parla di DAZN, ma è contro Baldari che De Laurentiis sta attaccando, insomma, con parolacce eccetera eccetera, e Baldari che cerca di dire, mentre De Laurentiis dice DAZN non lo deve fare, nemmeno l'ingresso, la famosa uscita dagli spogliatoi verso il campo. De Laurentiis ha deciso che DAZN non può fare più niente. I motivi, ognuno dice la sua. Dice perché hanno messo la partita, l'hanno spostata la partita con l'Atalanta per questioni televisive. Altri dicono perché non ci danno abbastanza spazio nelle cose, non lo so, perché ha preso questo nuovo ingrippo il presidente, ma gli dicono è DAZN, non è nemmeno che volevano inquadrare il testicolo di quello dentro agli spogliatoi, è tutta un'altra cosa. Ma in realtà non erano nemmeno telecamere di DAZN, erano telecamere nostre del Napoli, e Baldari dice no, sono i nostri che stanno facendo l'uscita, e lui no cazzo me ne frega, non lo devono fare. E quindi la mia solidarietà sincera, senza alcun sarcasmo nei confronti di Baldari, che anche lui si deve sentire trattato così quando non è colpa sua, e cerca semplicemente di calmarlo e di riportarlo sul lume della ragione. Vi lascio con questa cosa che è bellissima, che De Laurentiis che salta, visto che non posso fare i video, è bello così. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, ve li posso chiedere 3000 like?